Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti, quarta puntata del Giro del Mondo in 80 giorni della quinta serie, con me sul cestello Rossella e Omar. Ciao a tutti, mi sentite? Sì, ciao. Aspettavo che parlava Rossella, volevo dargli la prima parola. Grazie, ma com'è cavaliere lei? Bene, oggi viaggiamo in lungo e in largo, questa puntata ci muoviamo parecchio e anche fa un po' freddino. Un attimo ragazzi, c'è un audio aperto che arriva in ritardo. Non so, forse se ritorna il mio monitor, ma non credo. Comunque andiamo col primo. Omar, è aperto in diretta sul telefono? No, io sono sul PC, su Skype, vi vedo tutti bene. Bene, allora andiamo col primo brano, che è Cinema. Uscito da Balto, uscito 5 giorni fa nelle piattaforme. Balto è un giovane cantautore romano. Andiamo con Cinema. Sarà che siamo tutti pazzi per le vite degli altri, sarà che ho voglia di baciarti per far girare la gente col mondo fuori che piange e fioriscono le guerre e tu sembri così forte, ma non dormi da una vita. Il ricordo di un concerto, un biglietto per un viaggio, una moto nel deserto, una bambola su un razzo, chi mi spegnerà la luce? Una volta trovato il sonno, chi mi struccherà la faccia? Dai sorrisi che ora indossa e tuoi fratelli in un kebab. Dice che vivi a New York, chissà se un po' di nostalgia. Di Bologna notte fonda, chissà perché sei andato via. Non trovavi una risposta all'unica nostra domanda, l'unica vera domanda. Ma quanto costa questo biglietto? Eppure non ne parla mai nessuno. Come finisce questo maledetto film? Come finisce questo maledetto film? Sarà che adesso che sei grande e non ti senti così forte, con un pieno di domande, 1000 rimpianti, 0 risposte. Abbiamo tutti vinto un premio, il peggior protagonista, ma la colpa non è nostra. Siamo figli di una stella vecchia, del tempo buttato, del crescere bene peccato dopo peccato, dei sogni affogati per aver bevuto troppo. A noi i cuori incerti, qual cazzo è il nostro posto? Ma quanto costa questo biglietto? Eppure non ne parla mai nessuno. Come finisce questo maledetto film? Come finisce questo maledetto film? Ma quanto costa questo biglietto? Eppure non ne parla mai nessuno. Come finisce questo maledetto film? Come
quanto costa questo cinema? È quello che vorremmo sapere anche noi, ma noi andiamo direttamente, ci colleghiamo a Napoli con la nostra mongolfiera perché è in uscita una nuova serie di podcast di Lorenzo Giroffi e il nuovo podcast è Rafael, una vita speciale. Con noi c'è proprio Lorenzo Giroffi. Ciao Lorenzo. Ciao, ciao a tutti. Bentornato, che è un Grazie. documentarista, regista. Poi ho visto che hai fatto anche molte altre cose per questo nuovo podcast, anche la musica, se non sbaglio, quindi Sì. ora chi è Rafael? Rafael è un ragazzo che adesso ha 16 anni, il suo racconto comincia quando aveva 15 anni, racconto in questo podcast, ed è un giovane, diciamo, uomo perché già, diciamo, ha una vita da adulto, purtroppo, deve rinunciare alla sua infanzia, alla sua giovinezza troppo presto e nonostante questo però resta aggrappato a dei sogni, che è una visione fanciullesca della vita, per il suo essere molto naif e molto, diciamo, anche etico a suo modo. È un ragazzo che racconta un po' le periferie dei nostri giorni. La storia si svolge a Napoli, ma potrebbe essere, diciamo, in qualsiasi altro, diciamo, contesto suburbano, con le dinamiche che sono, diciamo, proprie napoletane, nel senso che del gruppo di ragazzi, della strada, così, però diciamo, il tipo di esclusione sociale che vide Raffaele lo vivono molti altri ragazzi in altre periferie. Quindi un ragazzo che poi alla fine problematiche cerca sempre di uscirne con un sogno, poi alla fine la vita è dura ed è bastona forte, quindi poi alla fine lui deve fare i conti con questa cosa qua, però non perde mai la poesia, Raffaele. Questo è tutto il racconto, tutti i 4 episodi, come l'abbiamo chiamati, non la perde. Ascolta, io ho una domanda che mi è venuta così mentre ascoltavo. Come hai fatto a conquistarti la fiducia di questo ragazzo? Perché insomma racconta un sacco di cose, cioè, si apre molto anche, no? E non è facile, cioè con gli adolescenti in generale e con adolescenti che vengono magari da situazioni abbastanza complicate come può essere stata la sua, come hai fatto a conquistartelo così? Quello è sempre un privilegio quando si entra nelle storie. Sono molto onorato del fatto che Rafael si sia fidato, come lui, insomma, i suoi amici, insomma, del vicolo. E queste sono delle piccole magie che accadono quando poi entri nelle storie in maniera orizzontale, non verticale, cioè quando sei lì. Nello specifico è stato un po' più facile rispetto ad altre situazioni perché io vivevo lo stesso vicolo di Rafael, cioè ci siamo conosciuti perché abitavamo nello stesso vicolo io e lui. Quindi loro durante una colletta che stanno facendo mi hanno bussato a casa e così ci siamo conosciuti. E prima del podcast c'è stato tutto un anno che abbiamo vissuto assieme grazie a un documentario che ho realizzato su di loro, là nel vicolo, che era stretto a un argomento specifico, quindi meno intimo rispetto al podcast, però comunque che insomma loro si sono fidati perché hanno visto che non ero lì a saccheggiare, diciamo, delle cose come un cronista, ma ce le stavamo vivendo assieme. Quindi poi Rafael a quel punto, lui è il suo mondo, perché ovviamente anche insomma il suo mondo di riferimento in genere è sempre diffidente, mi si è aperto e quindi ho iniziato a maneggiare con cura, non sapevo se mettere proprio tutto o meno, poi alla fine il racconto è stato puro e quindi lui si è aperto perché sostanzialmente lui non ha usato me, io non ho usato lui e la storia poi ce la siamo trovata a costruire passo passo tra le 1200 imprevisti che abbiamo avuto, quindi era impossibile da pianificare, quindi io gli ho detto non c'è una produzione, la comincio, poi dopo vediamo che succede, poi infatti dopo è entrata Storia Avvolgibile, adesso è su Spotify, ma all'inizio è stato tutto molto, diciamo così, all'avventura, quindi da lì nasce anche la fiducia del fatto che partivamo entrambi da nessuna voglia di capitalizzare da questa storia. Ecco. Sì, perché credo che spesso, no, poi purtroppo ci sono stati anche fatti di cronaca molto pesanti. Credo che spesso arrivano persone che appunto vogliono, come dici tu, saccheggiare le storie per rivendersele, no, ma si sente subito che c'è una delicatezza, diciamo, nell'approccio, un rispetto, ecco, per cui No, rispetto, diciamo,
tentativo supremo che uno fa, poi alla fine purtroppo, cioè se purtroppo è il mio lavoro è anche cinicamente rubare le storie, quindi alla fine forse non le saccheggio, diciamo così, in maniera cruenta, però alla fine in qualche modo sempre le prendo e quindi in qualche modo mi rendo conto che c'è una posizione fastidiosa, allora provo a, diciamo, a mediare con una, diciamo, corretto verso, in questo caso Rafael, ma in generale verso le storie che si provano a fare. Poi queste storie danno la possibilità di andare oltre la cronaca, perché ovviamente raccontando Rafael, finisci dentro il racconto di Rafael, ti scontri con la cronaca purtroppo che è accaduta a Napoli, è molto simile a quella di questi giorni. Stesso Rafael è stato protagonista anche lui di un episodio, insomma, di violenza. In quei giorni c'era stato l'assassino di Francesco Pio Maimone quando ho incontrato Rafael, quindi li seguivo parallelamente, però raccontare la cronaca in sé è un po' sembrano dei numeri, invece quando sei vicino e abbatti un po' queste distanze e sei con rispetto in maniera orizzontale, fai dei ritratti che sono, diciamo, più intimi, ma anche più rispettosi, perché nessuno è un mostro, cioè invece se si vuole raccontare il morto... Certo, sì, non sono schiacciati, no, sul patto di cronaca, insomma, restituiscono delle persone con anche delle problematiche. E poi forse ti ha aiutato anche il fatto di conoscere quindi molto bene, insomma, il quartiere. Sì, cioè, in effetti noi abbiamo iniziato perché appunto vivevamo lì nello stesso vicolo, però poi lui ha cambiato, sia lui che io ci siamo trovati a lasciare il vicolo quasi nello stesso periodo, lui un po' prima di me, e lui racconta anche questa geografica che vive la periferia, cioè lui è in un vicolo che già è una sorta di periferia, pure nel centro poi lui è andato a Ponticelli, che è la periferia est di Napoli, e, pur essendo ancora molto legato al vicolo, ai suoi amici, quindi c'è questa distanza che alla fine non è di tanti chilometri, però solo raggiungerla è complicato, quindi poi il racconto si sposta dal centro storico di Napoli alla periferia di Napoli, e lui racconta anche la sofferenza di aver lasciato la sua vita, quindi poi a un certo punto quello che era un contesto comune mio e suo si è perso nel racconto e abbiamo costruito un altro dispositivo di narrazione di questo podcast. Alla fine, insomma, è rimasto anche un rapporto di quasi amicizia fra te, Rafael, gli altri ragazzi. Sì, sicuramente questa è una cosa che io non riesco tanto a tenere le distanze, il che non è sempre positivo, diciamo, nel racconto, perché diciamo, non è molto a volte deontologico, comunque professionale, forse avere questa... Però, insomma, quando si scende in profondità di alcune storie ti restano addosso, poi a volte ci stai bene con una persona, io per raccontare una storia ci devo stare bene, se no non riesco a raccontare. Con Rafael e i suoi amici, loro mi hanno accolto nel loro mondo, mi hanno insegnato tantissime cose, anche il modo di guardare questa generazione, e poi Rafael aveva una maturità tale che si può parlare anche in maniera dura quando c'è stato un momento anche di rottura tra me e lui, e quindi adesso ci continuiamo a sentirci. Ovviamente lui ha la sua vita che nessuno può salvare, nemmeno un podcast può salvare, perché la vita è reale e io non ho l'ambizione di salvare le vite che racconto, però ci siamo riconosciuti come due persone oneste e continuiamo a sentirci, lui come i suoi amici del vicolo, che sono parte, insomma, integrante di questo racconto. Allora, il racconto lo troviamo su Spotify e sono già usciti le prime due puntate, diciamo, no? Sì, esatto. Saranno 4 in totale, più diciamo una traccia bonus, così alla camera, dove si racconta un po' il dietro le quinte del podcast, però saranno 4 episodi, 4 capitoli, Esatto. Che poi i protagonisti leggono ogni volta il capitolo, era tipo come se fosse un romanzo di formazione di Rafael, che l'idea era quella di lasciare a Rafael proprio anche la scrittura di tutto quello che succedeva. E la produzione, parlavi prima di storie avvolgibili? Sì.
Sì, Storie Avvolgibili, che sono una produzione di Verona che si occupa di podcast con un racconto, diciamo, molto votato allo sport, per cui io mi ero avvicinato a loro perché il sogno di Rafael era entrare nel calcio, però loro raccontano, diciamo, lo sport in maniera molto intima, quindi pur non essendo questo un podcast di sport specifico, però era affine a loro, ci siamo sulle modalità di racconto e abbiamo deciso di farlo assieme. Sono molto contento perché comunque alla fine rimane tutto fedele come l'avevo pensato, ma soprattutto come l'aveva immaginato anche Rafael, quindi questo è rimasto salvo. Quindi sei riuscito a farlo, insomma, partecipare. Sì, non è un soggetto passivo che tu sei andato a incontrare. No, assolutamente, anzi lui, cioè anche nell'ultimo episodio, capitolo, lui mi ha chiesto di scriverli dei versi che lui poi voleva interpretare, cioè lui si è proprio calato, diciamo, in questa dimensione proprio da narratore, quindi per quello poi è nata anche il fatto che ci ho buttato giù questa linea di basso mia, che poi ha musicato Giuseppe Giroffi e basta, anche che ha fatto musiche, però il mio basso, diciamo, io entro nelle musiche perché avevo bisogno di un letto musicale col quale lavorare insieme a Rafael nella lettura di questi versi che vedevamo, insomma, pensavamo così. E che tipo di musica è? Non è rap? No? No, alla fine ovviamente lui ascolta anche tanto rap, tanto trap, così, però lui non era inutile andare a inseguire questa cosa qua, semplicemente lui interpreta un basso che sta suonando, legge questi versi che abbiamo scritto sulla sua, cioè pensando alla sua vita, ecco. Bene, allora lo possiamo vedere su Spotify, hai detto? Sì, si ascolta su Spotify e su Apple Podcast. Su Spotify sono già disponibili i primi 2 episodi, poi anche sul sito di Storie Avvolgibili ci sono i collegamenti. Sì. Anche lì, sì. Spotify è il più, diciamo di uso comune, ma anche più facile, sì, esatto. Sì. E anche su Sprite mi pare di aver visto che c'è. Sì. E ascolta, tornando un attimino a Napoli, che in questi giorni sta vivendo un po' queste storie di questi ragazzi, col discorso delle armi facili, sentivo dei racconti che c'è questa moda, c'è questo pensiero di sentirsi indifesi e quindi ci si aggancia, ci si va a prendere queste armi che sembrano giocattoli, scacciacani, che poi vengono modificate, no? da qualcuno e anche in malo modo, e tante volte si feriscono appunto con queste armi giocattoli che vengono trasformate. È un problema che sta nascendo in questo periodo? C'è sempre stato? Napoli sicuramente è un laboratorio rispetto ai ragazzi, perché è una città molto giovane dove non ci sono spazi per i giovani, e quindi diciamo c'è questa ferocia che è propria di quella fascia d'età di tutti i posti, però a Napoli si moltiplica ovviamente perché non ci sono spazi, ci sono solo luoghi di aggregazione, sono le strade, è una città molto, quindi ovviamente questi fenomeni si amplificano molto. La questione delle armi non è un trend di questo periodo, è una cosa che va avanti da tanto tempo e che si sapeva che sarebbe esplosa improvvisamente quando la cronaca avrebbe deciso di accendere i riflettori, e purtroppo con i morti anche, diciamo, la cronaca poi è tornata. Però diciamo che è un fenomeno molto da molto lontano che riguarda le armi bianche, cioè diciamo c'è un fenomeno dei coltellini tra i giovanissimi che è stato molto sottovalutato e che, diciamo, purtroppo è frequentissimo. È incredibile pensare che un giovanissimo, per sentirsi più sicuro, abbia un coltellino. Poi quello delle pistole è un altro problema, che c'è un altro mercato, insomma, anche lì. Ma te lo raccontano, in qualsiasi gruppo di giovanissimi, ti raccontano anche il modo in cui è facile prendere una pistola a una guardia giurata o acquistarla anche su una chat Telegram, che diciamo è un po' più, diciamo, da boomer pensare che i giovani vadano su Telegram. Ci sono vecchi modi ancora, prenderla da una guardia giurata, insomma, vecchi nei campi, insomma. Quindi
è un fenomeno, no, che parte da lontano, però purtroppo oggi ne stiamo leggendo tanto, perché poi con questi, diciamo, questi morti che hanno un'origine comune, che è quella, insomma, dell'insofferenza giovanile, però poi ogni caso è diverso, quindi Certo. arrivare a raccontare all'improvviso queste storie è difficile, perché poi sono una diversa dall'altra, e i racconti che fa Rafael con i suoi amici, anche delle prime coltellate che subiscono già a 14-15 anni, raccontano tanto di questo contesto, quindi diciamo, è una chiave d'accesso anche quello a cui sta succedendo quest'oggi. Quindi il podcast non insegue questa cronaca in maniera un po' da sciacallo, però dà degli strumenti per comprenderlo un po' meglio, perché li senti un po' in origine quello che succede. Sì. Certo. Va bene, Lorenzo. No, volevo chiedere un'ultimissima Sì. cosa. Le ragazze sono completamente fuori da queste dinamiche di armi o di violenza, insomma, un po' così, anche No, sicuramente, diciamo, i ragazzi sono più, diciamo, protagonisti di queste cose, ma la violenza riguarda anche le ragazze, sono anche, diciamo, episodi anche di, insomma, Speriamo che va a sti ragazzi, no? Ma quello è il grande tema. Infatti, rispondere alla domanda da dove arriva, in effetti è quello il problema. Napoli è una delle città dove c'è il maggior numero di dispersioni scolastiche, cioè il numero più alto di dispersioni scolastiche. I protagonisti del podcast raccontano perché la scuola è lontana da questi ragazzi, loro stessi protagonisti si raccontano già come dei lavoratori a 14-15 anni, quindi questo è il grande problema. Poi ovviamente se a 14 anni hai già tanta frustrazione, devi lavorare, non ti immagini bene il futuro, ovviamente la violenza è il passo successivo, cioè, quindi cioè il nervosismo arriva anche da quello, da sentirti a 14 anni già con una vita da adulto, diciamo, e le speranze, i sogni già lasciati, diciamo, a un tempo che manco ti ricordi più. Quindi sicuramente la scuola dovrebbe essere un attore principale nella vita di questi ragazzi, purtroppo non è così. Però dai, Rafael i sogni ce li ha lo stesso, no? Sì, quello è bello. La cosa di aver raccontato Rafael è che questo, cioè tutte le bastonate che Rafael prende, uno dice vabbè, ci sta che forse è un po' violento questo ragazzo, cioè prende mazzate da quando è nato, mazzate anche metaforiche, cioè non solo, diciamo, fisiche, proprio anche dalla vita. Ci sta che a un certo punto impazzisce e fa un gesto. Invece no, lui è sempre, sì, con l'istinto, diciamo, feroce, però cerca la poesia e non smette di sognare. Insomma, questa è la cosa bella di aver raccontato Rafael. Lorenzo, anch'io ho una domanda, se posso, relativamente invece alla scuola, perché tu hai parlato di una scuola lontana da questi ragazzi, no? Un po' li abbandona, un po' non li ascolta, un po' non entra in sintonia con le loro necessità attuali. Secondo te la scuola può recuperare questo gap o siamo troppo lontani? Spero proprio di sì, no, io spero, non ho gli strumenti, non ho le competenze per capire quale possa essere la strada. Ma, ok, certamente, però sì, io ho un'idea, immagino. Sì, ma perché hanno fatto tutti i ragazzi, cioè loro all'apparenza, e anche poi l'idea del podcast è proprio quella di decostruire l'immagine che abbiamo di questi ragazzi violenti, feroci, un po' così, alla fine il loro ridicolo, si vogliono atteggiare esatto, alla fine vedi che loro desiderano semplicemente imparare, quindi la scuola ha tutti gli strumenti per poterli recuperare, perché loro hanno fame. Io, Rafael e i suoi amici, Andrea, Mir, Ryan, tutti, Mattia, ogni volta che siamo andati in giro per cose extra registrazione, extra loro vita, erano curiosi, volevano imparare a come si fa a montare un video, come si fa, e sentono che non avendo imparato a scuola si sentono indietro, sanno che non sanno fare un conto, non può andare a fare consegne perché gli fregano i soldi, cioè hanno coscienza del fatto che comunque il sapere è importante nella loro vita, quindi sì, la scuola può assolutamente la sua parte e recuperarli. Quindi può fare la differenza, grazie. Allora, grazie Lorenzo, e
per questo progetto e anche per i prossimi che sicuramente avrai già almeno pensato, se non già in corso di lavorazione. Grazie. Sì. Grazie. E ti aspettiamo col prossimo lavoro, naturalmente. Grazie mille. Ciao, Grazie grazie. a te, ciao. Lo Ciao, grazie. Ciao a Straniero, tutti. Luci Spente, Lo Straniero, anche questo brano esce nelle piattaforme in questi giorni, è uscito l'8 novembre. Luci Spente, cantato dallo Straniero. Cercala in un angolo o guarda sopra il tavolo, di colpo in mezzo al traffico si apre a mozzafiato. L'ispirazione è come un lampo o un bagliore, che appena mi riprendo resta solo lo stupore. Allora torno indietro e provo a replicare, il caso qualcos'altro la farà arrivare. Come ci assomigliano le stelle, galassie di anime gemelle, ma le mie luci sono spente, non si vede niente, non c'è più niente. Come ci assomigliano le stelle, galassie di anime gemelle, ma le mie luci sono spente, non si vede niente. Nascosta chissà dove, evapora nell'aria, affonda dentro il fango, si perde con il sonno. L'unico motivo mio è l'ispirazione, un segnale intermittente da captare, come una scia da inseguire, qualcosa che non so spiegare, e ora deve tornare. Come ci assomigliano le stelle, galassie di anime gemelle, ma le mie luci sono spente, non si vede niente. Come ci assomigliano le stelle, galassie di anime gemelle, ma le mie luci sono spente, non si vede niente. Non c'è più niente. Quando non arriva, quando non si sente, ma prendo quota, sono in volo o cado a picco. Come ci assomigliano le stelle, come ci assomigliano le stelle, come ci assomigliano le stelle. Luci Spente, Lo Straniero, nei podcast, nelle piattaforme audio dal 5 di novembre, quindi da pochi giorni fa. E torniamo da Napoli, andiamo a Roma, suppongo. Siamo a Roma, vero Alessandra? Andiamo a Roma. Andiamo a Ma Roma. anche un po' in tutta Italia, dipende, abbiamo in Italia con un po' di volontari. Allora, ma noi intanto veniamo a Roma per parlare con Alessandra Tomassini, che è una naturalista chiroterologa, Sì. tradotto si occupa di pipistrelli. Tradotto mi occupo di pipistrelli in tutti i modi. Benvenuta Alessandra. Grazie ragazzi. Allora, cominciamo dall'inizio. Chi sono i pipistrelli? Non sono uccelli, giusto? Giustissimo, non sono uccelli, sono mammiferi come noi, forse un po' più complessi di noi, hanno delle capacità che vanno oltre i nostri 5 sensi, per esempio, e sono gli unici mammiferi che sanno volare.
Quindi stiamo parlando di tantissime specie che fanno tantissime cose diverse, perché alcuni mangiano frutti, mangiano solo insetti, alcuni mangiano anfibi, altri mangiano pesci. C'è una specie che per esempio praticamente non vola, cammina soltanto, quindi sono animali veramente molto vari tra loro, però come caratteristica hanno l'arto anteriore trasformato in ala e possono volare attivamente. Questi sono i pipistrelli. Parliamo di oltre 1400 specie, circa 1500 siamo. Gli ultimi dati sono 1485 se non sbaglio. Questo nel mondo? Nel mondo. In Italia siamo intorno ai 34. Perché dico stiamo intorno? Perché che certe volano di specie qua e di là e quindi non si non riescono. si riconoscono geneticamente delle specie perché magari ci sono alcuni individui che non sappiamo sono estinti, potrebbero essere estinte qui in Italia e quindi non ci sono più. Ascolta, a proposito di estinti, ma è una specie, cioè i pipistrelli sono in pericolo? Sono animali molto particolari perché così piccoli, però loro vivono molto a lungo e bioaccumulano. Vivono molto a lungo. Ah, ok. Il record di longevità di un pipistrello è di 41 anni qui in Europa, quindi vivono veramente molto a lungo. E quindi loro bioaccumulano perché mangiano, sono in cima della catena alimentare e mangiano insetti, quindi tutti i veleni che noi mandiamo nell'ambiente per avvelenare gli insetti, in realtà avveleniamo anche chi preda gli insetti e quindi sono indicatori di ambientale e sono molto importanti. La maggior parte delle specie si trova tutte le specie si in allegato 2 della direttiva, allegato 2 della direttiva Habitat e altre invece nell'allegato 4. Sono quindi tutti protetti, rigorosamente protetti. Ah, quindi sono protetti, comunque non si può far male ai pipistrelli. Ma poi uno perché dovrebbe far male ai pipistrelli? Nel senso... Per paura. Di solito finiscono in casa, immagino, per sbaglio, entrano in una finestra e terrorizzano tutta la famiglia. Sì, allora come qualsiasi cosa di cui non si conosce bene, perché magari i pipistrelli sono molto difficili da studiare, sono studiati poco rispetto agli altri mammiferi, proprio perché loro sono molto piccoli di dimensioni, molte specie sono piccole di dimensioni, parlando di 5 grammi, il pipistrello che entra dentro casa di solito pesa 6 grammi e di solito viene descritto come un'aquila, ma è un animale molto piccolo. Però ci hanno condizionato, ci hanno sempre detto che si attaccano ai capelli. Poi io con questo non è che faccio proprio il massimo della pubblicità. Hai un bellissimo foulard, ma cosa sono? Aquile quelle o pipistrelli? Questi sono pipistrelli, è il simbolo dell'associazione Tutela Pipistrelli di cui sono presidente. Giusto. No, dovrei così si vede, ce li ho i capelli, giuro che ce li ho. Sì. Non si attaccano i capelli. Confermiamo per il che nostro Alessandra ha i pubblico. capelli. Sì, ho messo anche una fotografia dove si vede che ha in mano i capelli col pipistrello tra... Ma Alessandra, quanto invece la cultura popolare romanza, se vuoi, le storie di orrore legato a questo animale, in primis da Halloween a, non so, ai vari personaggi di fantasia, ha in qualche modo così corrotto la verità, no? Di tutti i giorni, creando anche più panico, probabilmente più allontanamento. I pipistrelli hanno subito quello che hanno subito la maggior parte degli animali notturni, perché ripeto, di notte, sconosciuti, poi sono state colorite anche recentemente da Dracula, insomma Batman, no? Batman, lo stesso Batman. Batman in realtà aveva paura dei pipistrelli. La storia iniziale di Batman dice che lui aveva paura dei pipistrelli e voleva far paura alle persone come lui aveva paura dei pipistrelli. Quindi
Hoffman sui pipistrelli Ha ha utilizzato la paura verso questa esatto, animale. invece di utilizzare le loro straordinarie capacità, perché loro hanno un senso in più di noi, perché attraverso il suono i suoni che loro emettono dalla bocca riescono a percepire com'è l'ambiente intorno. Quindi attraverso l'ecolocalizzazione loro percepiscono l'ambiente, ma vedono anche, sono anche gli occhi che vedono, alcune specie meglio, altre specie peggio. Attraverso l'ecolocalizzazione possono predare gli insetti. Inoltre hanno la possibilità di fare letargo, risparmiare le energie. Noi quando ingrassiamo con il grasso bianco, loro invece grassano con il grasso grigio, che è un altro tipo di grasso che può essere utilizzato molto facilmente. Quindi loro passano da un periodo autunnale che sono grandi, grossi, cioè grandi, ciccioni, cercano di ingrassare per superare l'inverno largo, abbassando il loro metabolismo, passano invece poi ad essere snelli e lanciati per l'estate. Quindi ci sono tante caratteristiche particolari dei pipistrelli. Senti, io ho un'altra domanda sempre legata all'atmosfera così un po' culturale, perché ultimamente, grazie anche al Covid, se vogliamo, il pipistrello è stato uno degli animali primi che è stato coinvolto in questa, come dire, in questo scenario, se vogliamo, no? Insieme ad altri animali che arrivano chissà da dove, infetti, chissà quale strana, no? Appunto, quale strano È virus. un raccoglitore di insomma, virus, no? Allora, loro hanno la caratteristica, un po' come noi umani, di vivere un po' ammassati. Questa questione di vivere così ammassati, vivere in rifugi, perché loro sono molto esigenti, hanno delle necessità sui rifugi molto astringenti. Quindi il fatto di essere così insieme comporta il passaggio di batteri e virus e parassiti anche. Ci sono dei parassiti che vivono solo sui pipistrelli, addirittura solo su alcune specie di pipistrelli. Alcuni parassiti hanno soltanto quella specie di pipistrello come ospite e quindi hanno questa caratteristica, ma è roba loro. Se noi non andiamo a stuzzicare questi virus sia a livello di attraverso i laboratori che fanno diversi esperimenti, sia attraverso il fatto di restringere sempre lo spazio a disposizione degli animali e questa cosa di stare sempre più a contatto con noi, almeno alcune specie, e questo dovremmo evitarlo, ecco, ognuno gli spazi proprio, comunque lasciare alla natura un po' più di spazio per poter avere un equilibrio. Invece noi pressiamo troppo questa situazione, eccolo lì che può capitare, come per il morbillo. Il morbillo in fondo è un virus di origine animale, delle mucche se non vado errata. Può capitare che attraverso questo contatto eccessivo c'è un passaggio di virus, però devo dire che le persone qui in Italia non mi sembra che non siano state così traumatizzate dalla questione Covid, pipistrelli Covid. Credo che sia stata più una educazione cinematografica, se sì, vogliamo, in questo senso sì. Io Però, devo aumentare la sensibilità da parte degli altri, in realtà. ok, no, ma penso anch'io, condivido quello che stai dicendo. Invece mi ha incuriosito il fatto che l'ambiente, il nido, la casa che loro cercano deve essere proprio accogliente, perché deve essere giustamente da loro. Io ricordo di aver comprato tempo fa una legno da mettere sotto la grondaia, ma credo che non è stata mai popolata. Manda a Tutela Pipistrelli le foto e chiedi consiglio e noi ti risponderemo, quindi vedremo sia se il modello è quello idoneo, sia se è stata posizionata nel posto giusto. Interessante, quindi mi potete aiutare. Ottima, Sì. non sapevo questa cosa, molto interessante. Ma infatti grazie. adesso volevo chiedere ad Alessandra di parlare un po' dell'associazione
e che cosa fa e come fa a farlo? Perché prima hai accennato all'inizio, no, che siete tanti in giro per l'Italia. Allora abbiamo una, discreta copertura nazionale, anche se è veramente fatta da persone di cuore, tutte le volontarie, i volontari di Tutela Pipistrelli, ma anche chi non è di Tutela Pipistrelli e comunque, si occupa di pipistrelli in modo professionale e in modo, rispettato quali sono le modalità di recupero e riabilitazione dei pipistrelli fa tanto. Che cosa facciamo noi? Noi ci occupiamo dei pipistrelli in tutti i modi, principalmente la maggior parte del nostro impegno riguarda l'aiuto alle persone che trovano pipistrelli. Se una persona trova un pipistrello per terra in una situazione non adeguata, un cucciolo o un adulto, in questo periodo si trovano solo adulti, di solito ci contatta e noi di solito mando le foto e chiediamo dove si trovano. A seconda del posto d'Italia, se è coperto da qualche volontario, ripeto, o di Tutela Pipistrelli o anche di altre associazioni, noi diamo il contatto e aiutiamo la persona e il pipistrello. E questo fa molto, fa cultura, però è tutto volontariato il nostro. Tutto volontariato, ed è molto faticoso senza nessun tipo di, come dire, sussidio da parte delle istituzioni. Quindi noi abbiamo fatto perché noi esistiamo dal 2012, quindi sono già 12 anni che esiste Tutela Pipistrelli. Grazie a noi, anche a noi, sono state fatte le persone hanno cambiato i pipistrelli, perché trovare un pipistrello e trovare anche una persona che può aiutare fa la differenza. Sì. E noi riceviamo migliaia di chiamate l'anno, d'estate anche 30, 40 al giorno tra giugno e luglio, e io sono un'insegnante, quindi io neanche preferisco il momento degli scrutini, lavoro di meno quando giugno e luglio sono veramente pesanti perché le persone poi pretendono anche, non capiscono che rispondere a 40 persone al giorno e ogni caso lo prendiamo come unico, perché dobbiamo capire tantissime cose per dare consigli giusti, è tanto lavoro gratuito. Certo. Complimenti. E c'è un sito, come si chiama, dove vi troviamo, su quale social? Allora, noi abbiamo il sito che è tutelapipistrelli.it, però abbiamo social, tutti i social più o meno credo, cioè abbiamo Facebook Tutela Pipistrelli, Instagram Tutela Pipistrelli e TikTok anche Tutela Pipistrelli. Abbiamo un numero di telefono che è pubblico, quindi è il 339 36 059 49 e ci possono contattare meglio via WhatsApp perché le gestisco un po' meglio le chiamate via WhatsApp rispetto a altri tipi di La chiamata diretta, certo. Sì, perché magari appunto la mattina esco a scuola. Rimane la foto. Esatto, la mattina a scuola ad esempio, giustamente il cellulare non lo uso, quindi magari mi può sfuggire acceso ma lo spengo, quindi non è difficile, devo anche gestire una vita più o meno piena e aiutare le persone che trovano i pipistrelli. Vabbè, ma come si concilia la scuola questa ci sono dei programmi, consigli, un'educazione particolare? Beh, allora la scuola c'è tante cose, quindi no, io mi diverto a scuola a fare l'insegnante di matematica e scienze, sì, sicuramente parlo anche di pipistrelli, ma parlo del rispetto che bisogna avere nei confronti di tutti, dall'ambiente pubblico all'ambiente dove viviamo, agli animali, tra di loro in classe, quindi i pipistrelli si inseriscono in questa situazione più trasversale. Si concilia con tanta fatica, tanta passione, perché io mi occupo di 4 anni, e loro sono straordinari, i pipistrelli sono straordinari e ogni anno io scopro qualcosa che non sapevo.
ogni anno scopro qualcosa di nuovo che mi affascina il loro comportamento, il fatto che le femmine si riuniscano a fare i piccoli tutti insieme e che siano d'accordo modo per rimanere qualche femmina insieme al cucciolo, il fatto che non sappiamo ancora tantissime cose di loro. Molte specie vivono a stretto contatto con l'uomo, ma sappiamo dove vanno, per esempio, nel periodo invernale. Insomma, c'abbiamo una colonia qui nel Lazio, qui a Roma proprio, di pipistrelli che d'estate cadono e non sappiamo ancora il perché. Stiamo cercando di collaborare con realtà francesi per cercare di comprendere meglio alcune situazioni. Insomma, il fascino di questi animali per me è In eccezionale. effetti io volevo chiederti due cose prima di chiudere. Uno, come mai forse sono gli unici animali che dormono con la testa in giù e non gli crea problemi questo stare con la testa in giù? Non Sicuramente gli no. gira la testa. No, non crea problemi. Loro hanno i piedi, loro hanno le mani e i piedi di 5 in 5 dita. I piedi hanno proprio i tendini posizionati in modo da tenere le dita un po' piegate, quindi loro possono morire stesi. In più nel sistema circolatorio hanno, come a noi non ci si gonfiano i piedi, diciamo, Sì. così anche a loro il sangue non va in testa, perché hanno delle valvole che permettono il fluire del sangue. Quindi no, non è un problema, anzi è un vantaggio stare appesi, perché possono stare sulle volte ed essere meno aggrediti da altri animali, soprattutto quando sono E e l'ultima poi cosa un'altra volevo chiederti, ma perché hai scelto, ti sei innamorata di pipistrelli? Infatti. Allora, tante motivazionissime. Ho iniziato tanto tempo fa, io ho avuto ero un po' vestivo un po' di nero, ero un po' affascinata anche da questo tipo di situazioni, però la verità è che non se ne occupava nessuno. Non sono una persona competitiva, sono una persona curiosa e volevo occuparmi di mammiferi. E dei pipistrelli nessuno sapeva niente, quindi ho iniziato a vedere il primo cucciolo che ho visto, voi dovete immaginare che un cucciolo di pipistrello appena nato è lungo circa 2 centimetri, pesa circa 1 grammo ed è tutto rosa, tutto il contrario di quello che uno ci si aspetta da un pipistrello. E quindi ero proprio curiosa di capirli e di allattare anche loro, perché prima ho allattato altri mammiferi e vedere poi quello che succedeva. Per fortuna quando allattiamo poi possiamo liberare abbastanza serenamente, abbiamo fatto degli studi per cui sappiamo che dandoli con certi criteri noi ridiamo la libertà a questi animali selvatici, straordinari. Va Allora bene. ricordiamo il sito. Sì, il sito lo trovate scritto anche su YouTube, è scritto c'è il link dove potete cliccare, entrate subito anche nel sito. Comunque ricordalo pure, Rossella. È un sito molto ricco, pieno di informazioni. Alessandra, vuoi dirlo? Tutelapipistrelli.it. Facilissimo. Allora, grazie. Non abbiamo neanche detto che i pipistrelli sono anche utili, oltre ad essere molto affascinanti, Sì. ma Magari un'altra, se volete, faremo un'altra Sì, puntata. faremo Io un'altra, interverrò certo. molto volentieri, più Volentieri. sono felice. volentieri, anche perché adesso dormono, immagino, giusto, i pipistrelli? Fanno questo letargo. In realtà noi abbiamo ricevuto tante chiamate fino a 3-4 giorni con il fa. caldo che tiene. Esatto, ma anche loro ne subiscono tanto. Sicuramente. Va bene, Alessandra, grazie mille. Grazie, Ci veramente, risentiamo grazie a sicuramente, tutti, ne Complimenti, riparleremo ancora. grazie. Grazie, non è grazie. colpa Grazie a mia, te. Geremia. Non va, non è colpa mia perché non funziona il brano. Il brano di Geremia non
sta andando, si è bloccato, vediamo un po' se riusciamo a rimetterlo. Musica Geremia, eccolo qua, vediamo un po' se parte. Ok, è partito. Tutti vogliono il tuo meglio, finché resta il loro peggio. Vogliono vederti volare, soltanto per guardarti cadere. E sono tutti quanti amici per fare 2 stream in più o per un tavolo in console. Perché alla fine resti solo tu, perché alla fine resto solo e non è colpa mia. Io non volevo diventare grande, cerco risposte e non ho le domande a tutto questo e non è vero, non è colpa mia. Non è il momento di farmi da parte, ora che sono da qualsiasi parte, ora che sono da qualsiasi parte. Dimmi un po' chi cazzo resta quando spengono le luci, se il fuoco che c'hai dentro è così forte che ti bruci. Ma non scrivo canzoni per avere risultati, per finire come voi che siete manager mancati. Certe cose non hanno prezzo, ma io l'ho fatto per me stesso. Ora che ho tanti sorrisi accanto, mi sento nuovamente solo e non è colpa mia. Io non volevo diventare grande, cerco risposte e non ho le domande a tutto questo e non è vero, non è colpa mia. Non è il momento di farmi da parte, ora che sono da qualsiasi parte, ora che sono da qualsiasi parte. E non è colpa mia. Io non volevo diventare grande, cerco risposte e non ho le domande a tutto questo e non è vero, non è colpa mia. Non è il momento di farmi da parte, ora che sono da qualsiasi parte, ora che sono da qualsiasi parte. Così di colpo Geremia, che dà sempre un problema a chi deve inserirsi. E comunque parliamo sempre di ambiente. Questa volta abbiamo collegato Riccardo Mancin. Buonasera, ciao Riccardo. Buonasera a tutti. Anche lui è un'associazione Onlus Plastic Free, che è quell'associazione che dà anche dei riconoscimenti ai comuni, no? Per chi chi riesce a fare una buona raccolta differenziata. Sì, abbiamo anche questo progetto di riconoscimento come Plastic Free, che non significa un comune che non ha la plastica, ma un comune che risponde a dei requisiti a cui noi sottoponiamo, e praticamente sono criteri che hanno a che fare con la tutela ambientale, anche con la riduzione della plastica sul territorio, e chiaramente se il comune ha questi requisiti poi viene anche riconosciuto come comune, diciamo così, virtuoso, che si sta impegnando comunque nell'ottica della tutela ambientale, ma è uno dei tanti progetti che abbiamo. Sì, in effetti abbiamo chiamato Riccardo e la sua associazione perché c'è stato un progetto nel Veneto, assieme alla Regione Veneto, mi pare di aver capito, che monitoravano un po' i fiumi del Veneto, dove va a finire la plastica nei fiumi del Veneto, giusto? Sì, è un progetto che si è appena concluso, un progetto che è iniziato nella primavera del 2023, è durato un anno, poco più, finanziato dalla Regione Veneto, che ci ha visti coinvolti diciamo in prima linea insieme a una startup toscana che si chiama Blue Ecoline, che ha messo a punto un sistema di telecamere dotate di intelligenza artificiale con delle centraline e con degli algoritmi che rilevano la presenza dei rifiuti flottanti, ossia i rifiuti che galleggiano, quelli che magari sfuggono all'occhio perché ne passano tanti durante la giornata, però chiaramente con questa telecamera abbiamo potuto fare un monitoraggio molto più accurato che ha evidenziato delle criticità. Le telecamere erano disposte su 3 fiumi, Piave, Bacchiglione e Canalbianco,
3 importanti corsi d'acqua del Veneto, ce n'era anche una quarta sul Po in Alto Polesine a Ficarolo, ma era diciamo un monitoraggio precedente, quindi avevamo già comunque un'esperienza, un punto di incontro con questa startup, e da questo monitoraggio, da questo controllo, diciamo, è emerso che il Canal Bianco è il corso d'acqua messo peggio, diciamo quello che ha la maggiore quantità di rifiuti di plastici che transitano, e naturalmente questo è un dato molto importante insieme a tanti altri, naturalmente perché si parla di monitoraggio di un anno almeno, perché si riesce a fare delle stime anche di quantità che passano magari durante una stagione, durante una piena, durante momenti di magra, di siccità, quindi si cerca anche di avere più dati possibili per capire meglio la situazione. E quindi insomma abbiamo visto che la plastica imperversa nei fiumi, che dopo questa va a finire anche nel mare, no? Abbiamo questo problema della plastica nel mare che è sempre più difficile da risolvere, anche se diciamo il problema sarebbe anche quello di comprare meno plastica. Ma allora, tutto quello che è presente nei mari arriva dai fiumi, parlo proprio a livello globale, al di là della questione più contestuale al Veneto e al mare Adriatico. Perché? Perché comunque i fiumi sono i principali vettori di rifiuti, che specie nei fiumi che attraversano magari le aree più densamente popolate o industrializzate. Il Po è senz'altro il fiume non solo più lungo d'Italia, ma anche quello che trasporta più rifiuti, proprio perché attraversa la pianura padana, ha 161 affluenti, quindi chiaramente è ben comprensibile quanto materiale possa riversare nei mari. Quindi tutto quello che troviamo, al netto di materiali che fanno parte magari del settore ittico e che quindi arrivano direttamente dal mare, per il resto ecco, arrivano tutti dai fiumi. L'inquinamento da plastica è ormai un tema sempre più discusso, un po' da tutti, ecco, dalle istituzioni, ma anche dalle associazioni stesse, ambientaliste, che stanno cercando di portare attenzione, perché è la tipologia di inquinamento più pericolosa in assoluto, lo dice l'ONU. E perché? Perché di plastica ce n'è tantissima nella nostra vita quotidiana, se ne abusa spesso, e quindi diciamo soprattutto per quel che riguarda il materiale monouso, quindi tutta quella plastica che viene usata per pochi minuti e poi viene gettata, spesso purtroppo viene smaltita non correttamente, quindi viene buttata nell'ambiente e finisce a impattare pesantemente negli ecosistemi, creando un problema enorme a livello di situazione, diciamo, drammatica per la fauna, che è vittima inconsapevole della inciviltà dell'uomo, e però di riflesso colpisce anche l'uomo, perché ormai ci sono dati scientifici oggettivi che dicono che l'essere umano ha plastica all'interno del suo organismo, quindi non riusciamo più a sfuggire diciamo dal danno, dal problema che abbiamo creato. E che cosa si può fare? Quello che sta facendo Plastic Free: sensibilizzare, quindi cercare di portare sempre più persone a diventare consapevoli, a diventare più responsabili, quindi a capire che c'è un problema, a capire che per contrastare il problema si può provare a cambiare intanto già approccio nel quotidiano, quindi a cominciare a usarne meno, cominciare a usarla in maniera più intelligente, cominciare a ridurla dove si può, con scelte magari molto semplici, che però se moltiplicate per milioni di persone possono avere sicuramente un grande impatto. E poi andiamo nelle scuole, dialoghiamo con tutti, con naturalmente le aziende, con le istituzioni, cerchiamo di rendere questo problema condiviso, perché siamo convinti che sia l'unica strategia concreta per cercare di limitare i danni, perché di questo si parla, si cerca di
in ottica di contenere un po' la situazione. Di contenere, esatto. Si tratta di dare un futuro alle nuove generazioni migliore, e quindi per farlo dobbiamo lavorare tutti insieme verso un unico obiettivo. Chiaramente noi rappresentiamo come associazione un movimento dal basso, quindi identifichiamo ormai quasi 300.000 volontari in tutta Italia che si sono uniti sposando questa causa, si sono uniti a Plastic Free. Ci sono ormai 1200 referenti in Italia. I referenti sono dei soci volontari che però organizzano attività di sensibilizzazione nel proprio comune, nel proprio territorio, in collaborazione con le amministrazioni locali e in sinergia con altre associazioni, perché comunque la collaborazione non manca mai, insomma è di primaria importanza. E poi ci sono anche ormai referenti all'estero, perché il nostro sogno era quello di arrivare ad estendere questa causa anche fuori dai confini nazionali, e da qualche mese abbiamo anche persone che fuori dai confini si impegnano con delle attività di pulizia ambientale, con delle attività di educazione nelle scuole, che insomma è un progetto a cui crediamo molto e a cui teniamo molto, e siamo ormai in oltre 30 paesi del mondo, quindi questo ci rende veramente orgogliosi. Beh, complimenti veramente, avete ragione a essere orgogliosi, insomma, no? E ascolta, no, come dicevi prima, giustamente va smaltita correttamente, tutto va usata meno, cioè non si risolve il problema fino a quando continuiamo a essere così sommersi di oggetti, e soprattutto, come dicevi, quelli usa e getta, no? Che per pochi minuti e poi li troviamo appunto sui fiumi, i fiumi vanno nel mare, e poi ricordo, insomma, la plastica si degrada in quanto tempo? La plastica ha un tempo di degradazione importante, perché poi dipende anche dalla densità. Ci sono plastiche più leggere, più con bassa densità, quelle con alta densità, quelle un po' più spesse, quelle un po' più, diciamo, difficili anche da deteriorarsi, però si parla di centinaia di anni, ecco, quindi la plastica A che non si biodegrada, quindi la plastica al massimo si trasforma in nanoplastica, particelle invisibili, praticamente visibili solo diciamo con degli strumenti scientifici, e proprio per questo è pericolosissima, perché va a finire ovunque, va a finire nel suolo, va a finire nell'acqua, nell'aria, nei pesci che mangiamo. Sì, hanno trovato plastiche in vergini, in luoghi sperduti del globo. Questo per capire che ormai la plastica è ovunque, anche la costa delle Marianne, che è la depressione nell'oceano più profonda, quindi a 11 metri hanno trovato materiale plastico, quindi è un problema. Anche ai poli l'hanno trovata? Anche i poli l'hanno trovata persino nelle nuvole degli scienziati giapponesi, cioè addirittura dicono che ci sono delle evidenze secondo cui andrebbe a modificare il clima. Ha un impatto incredibile, perché è addirittura presente anche nei vegetali che la assorbono dal terreno, quindi ormai ce la mangiamo, ce la beviamo, ce la beviamo senza volerlo, naturalmente. Poi entra nel ciclo della catena alimentare, perché se la mangiano i pesci, la assorbono comunque gli animali che fanno parte della dieta degli esseri umani, per cui, oppure magari anche semplicemente bevendo l'acqua, quindi ormai è dentro di noi. È dentro di noi. Tipi di problemi può produrre nell'organismo presente? Ci sono ormai anche lì delle evidenze, delle ricerche. Noi abbiamo da poco stretto un protocollo d'intesa con l'ISDE, che è praticamente l'associazione che riunisce i medici per l'ambiente, vale a dire medici possono essere endocrinologi o comunque di qualsiasi altro settore, che però hanno a cuore il tema ambientale e studiano anche gli impatti dell'inquinamento antropico di base antropica, e proprio loro ci hanno detto ormai dei dati
incontrovertibili, secondo cui la micro e nanoplastica va a interferire col sistema endocrino, crea alterazioni, addirittura raddoppia i casi di infarto e ictus. Questo secondo me è un dato eclatante su cui bisognerebbe riflettere. E, insomma, è nella placenta umana, e quindi anche questo è un dato che deve allarmare. È abbastanza spaventoso come quadro che ci rappresenti. La cosa impressionante è che tutte queste cose si sanno e basta volersi informare un pochino, e poi andiamo al supermercato e torniamo a casa con le nostre belle bottiglie di plastica. Sì, diciamo che siamo un po' tutti vittime di un consumismo sfrenato che ha, insomma, comunque coinvolto tutti gli esseri umani. Parlo naturalmente del mondo occidentale, perché bisogna anche sempre pensare che non siamo tutti sulla stessa barca, purtroppo, e anzi, di contro, proprio le persone che vivono nei paesi sottosviluppati sono poi quelle che impattano maggiormente, perché non ci sono sistemi di gestione dei rifiuti, quindi ci sono immagini raccapriccianti di bambini che nuotano, giocano in mezzo a un mare di plastica nel sud-est asiatico, e questo veramente sono immagini che fanno male al cuore. Però è chiaro che appunto quando si parla di sostenibilità, se non c'è quella sociale, è difficile estendere il concetto di sostenibilità ambientale. Detto ciò, noi non siamo quelli che demonizzano la plastica, perché molti ci accusano di essere quelli che vogliono la plastica, un po' perché abbiamo un nome, insomma, direi emblematico, plastic free, ecco. Non ci chiamiamo glass free, vetro, liberi dal vetro, cioè ci chiamiamo plastic free proprio perché vogliamo far capire alle persone senza plastica, ma con meno plastica è possibile, perché senza ci rendiamo conto anche noi che è impossibile, perché comunque la plastica è un materiale straordinario per tanti aspetti, insostituibile in molti contesti, però ce n'è troppa, specie nella grande distribuzione, specie nella vita di tutti i giorni. Cioè, se andiamo al supermercato ci prendiamo un pezzo di formaggio, un pacchetto, sì, non solo, ma anche il cetriolo 1-1 chiuso nel sacchetto di plastica. Cetriolo 1-1, la bottiglietta da 20 cl, arricchita con acido ialuronico. Cioè, siamo un po' vittime veramente di questo sistema di marketing che ci ha bombardato in questi anni, e in cui siamo caduti come api verso il miele, perché insomma alla fine la comodità di andare al supermercato, comprare qualcosa di già pronto, di già tagliato, di già disponibile all'uso, ha anestetizzato un po' le persone, le ha portate a questo acquisto senza riflessione. Adesso devo dire la verità, complice anche un po' l'informazione, il lavoro di sensibilizzazione anche magari che facciamo noi, vedo molte più persone attente all'acquisto, attente a magari anche alle etichette, però anche c'è ancora c'è troppa plastica per persona, no? Il consumo di plastica pro capite è aumentato. Sì, assolutamente. Io quando vado a fare la spesa vedo persone comprare qualsiasi cosa senza pensarci troppo, ecco, prendono, mettono nel carrello, e poi acquisti che si potrebbero tranquillamente evitare, quindi è un lavoro, quello di cambio di mentalità, è un lavoro immane, cioè un lavoro che prevede dei tempi molto lunghi, a meno che non ci siano indicazioni dall'alto, così come è stato a suo tempo quando hanno deciso di sostituire le shopper di plastica con quelle biocompostabili, che hanno detto dall'oggi al domani stop. Allora sì, ecco, se ci sono imposizioni dall'alto si può pensare di cambiare, ma se no ascolta, è un lavoro molto... Una domanda detta tra noi così, che non ci sente nessuno.
Ma nella realtà, cioè, queste amministrazioni comunali ci credono veramente su questo discorso della plastica oppure lo fanno solo o per avere la certificazione o perché c'è il progetto magari della comunità europea? Cioè, queste amministrazioni sotto sotto ci credono oppure no? Ma allora, al netto che l'Italia secondo me è molto indietro rispetto al resto d'Europa per quel che riguarda proprio questo tema, perché in tutto il resto d'Europa c'è comunque una visione diversa, mentre in Italia siamo ancora legati a certi ragionamenti un po' complici della visione occupazionale, cioè comunque è un settore, quello della plastica, molto forte in Italia, e anche dal punto di vista appunto dei posti di lavoro, per cui la vedo un po' ancora complicata per noi fare questo passaggio rispetto all'Europa continentale, che invece è molto avanti. Banalmente nell'Europa continentale non trovi neanche una bottiglia di plastica per terra, perché ci sono quei dispositivi Di raccoglitori. Esatto, c'è un deposito cauzionale, quindi in Italia non si riesce ad arrivare a portarlo, non si sa bene il perché. Comunque un po' di istruzionismo ci può stare, lo sappiamo. Io dico che le amministrazioni sono fatte di persone, come sempre c'è la persona più ancorata a un vecchio magari retaggio di sistema e la persona un po' più lungimirante, quindi ci sono amministrazioni che si stanno veramente impegnando in tal senso e lo fanno proprio perché ci credono e perché è un punto forte e fermo del loro programma. Ci sono amministrazioni che magari ci mettono un po' di più perché sono poco convinte, sono un po' restie, diciamo, a questi cambiamenti, ma credo che un po' tutte stiano andando in questa direzione. Poi chiaramente il fatto di avere un riconoscimento da poter esporre, da poter insomma mostrare con orgoglio, è sicuramente un richiamo molto forte per le istituzioni, perché vivono anche, insomma, se vogliamo, di immagine e di obiettivi da raggiungere. Però io credo che ormai, indipendentemente dal vessillo da esporre fuori dal municipio, interessi proprio dimostrare che si sta concretamente arrivando a qualcosa di diverso rispetto ai decenni scorsi. D'altronde c'è l'Agenda 2030, ci sono ormai anche, parlo per esempio hanno tutte un bilancio di sostenibilità, quindi devono tutte fare i conti con una anche reputazione da difendere, cioè bisogna dimostrarsi attenti, sensibili, ma ormai il greenwashing lo stanno combattendo molto bene, ecco, cioè è facile scovare chi fa il furbetto, quindi non possono più giocare più di tanto, ecco, su questo aspetto. Quindi penso che ormai tutti stiano andando verso la direzione giusta. Naturalmente c'è chi ci mette poco, c'è chi ci mette un po' di più, e io auspico sempre che grazie a volontari, grazie a cittadini che spingono dal basso come noi, ci sia anche un po' più di stimolo per arrivare a fare. Va bene. Riccardo, grazie mille. No, aspetta, ricordiamo un attimo, Riccardo, che la plastica non è una risorsa, anche se si può riciclare, ma è una materia che all'ambiente non fa certo del bene. Ricordiamo che non tutta la plastica si ricicla, esatto, perché c'è plastica che non si può recuperare, e quella che si può riciclare diciamo che è un po' un falso mito, perché ci sono ormai dati evidenti anche qua che comunque sia gran parte di quella che si potrebbe riciclare finisce purtroppo dappertutto fuori che nel mondo. Certo. Per cui senza contare appunto magari finisce proprio nei fiumi, nei mari, nelle campagne, ovunque, perché basta che andiate su una spiaggia adesso a vedere che cosa rigurgita il mare, ma anche più semplicemente fare due passi lungo una strada e buttare l'occhio a cosa si trova nei fondi, cioè cosa spaventosa. Quindi io dico infatti che venire una delle qua a Venezia con l'acqua che cresce dopo 6 ore, dopo cala, vedi già nelle barene cosa c'è di plastica rimasta.
si cammina Esatto. sulle balene, si cammina sulla plastica, ma in generale ovunque non c'è più, cioè tanti dicono al sud, no, io garantisco, abito nel delta del Po, che è una zona bellissima ma sciagurata perché c'è un connubio tra mare e fiume, per cui ci sono situazioni tragiche, io lo dico sempre, uno se Certo. non vede non vede. Quindi E- meglio venire a un nostro evento, vedere coi propri occhi e dire un attimo la propria mente, rendersi conto del problema è un primo passo, e dopo da lì scatta sicuramente la voglia di cercare di cambiare. Ecco. Vuoi ricordare il sito, Riccardo? Volentieri, il sito è www.plasticfreeonlus.it. E lì ci Siamo, sono anche le iniziative che fate, giusto? c'è tutto, c'è la sezione dove ci sono tutti gli eventi di clean up, di ambientale a cui ci puoi iscrivere. Di solito sono nei fine settimana, perché appunto cerchiamo di portare quante più persone possibili a partecipare, e sono aperte a tutti, bambini, anziani, quindi non c'è limite di età, sono sicure al 100%, sono passeggiate e ci sono tutti i nostri progetti, tutti i nostri numeri, e siamo su tutti i social, comunque su Facebook, Instagram, LinkedIn, dappertutto, quindi è molto facile seguirci e anche partecipare alle nostre iniziative. Anche le scuole possono approdare a questi siti, trovano qualche progetto utile? Assolutamente, con le scuole abbiamo il progetto Scuola Plastic Free, che mira a coinvolgere gli studenti in incontri dedicati, dove i nostri referenti presentano un contenuto targetizzato, chiaramente, perché possiamo andare a parlare con dei bimbi di scuola dell'infanzia come ragazzi dell'università. Parliamo in maniera molto semplice e diretta, non facciamo tanti tecnici perché sappiamo che altrimenti perderemo l'attenzione dei ragazzi, ma lo facciamo in maniera molto genuina, un po' come siamo noi, molto diretti, molto appassionati, e in più portiamo i ragazzi fuori a fare delle passeggiate insieme ai professori, e li invitiamo alla nostra raccolta la domenica, e rendiamo le scuole plastiche, andiamo a proporre l'installazione di impianti di depurazione che fanno sì che il ragazzo possa sfruttare la borraccia e riempirla, magari appunto evitando la bottiglia di plastica, perché se ne consumano milioni in un anno in una scuola normale, standard, quindi anche lì ci teniamo a dire che è veramente poco. E questa è una cosa facile, no, da risolvere. Una cosa facile, però sembra facile, ma i ragazzi hanno l'abitudine di andare al distributore, mettere i soldi e comprarsi la bottiglietta, che spesso bevono a metà e poi gettano, quindi c'è anche uno spreco di risorse. Non è facile, ripeto, perché sono tutti percorsi che hanno bisogno di tempo, però abbiamo già dei gran bei risultati. Ormai siamo in tutta Italia, andati in tantissime scuole, stiamo stringendo alleanze con tutte le università più importanti d'Italia. Ci crediamo tanto, e siamo convinti che con tanto impegno e determinazione possiamo fare la differenza. Complimenti. Va bene. Complimenti, grazie mille. Grazie, visto che sei nel Delta, magari un altro giorno ci sentiamo e parliamo un po' del Delta del Po. Molto volentieri, molto volentieri. Va Anche bene. perché sono cose belle e brutte sul Delta, Sì, quindi ecco, io certo. prima magari sembra quasi che sono stato un po' negativo, ma No, il ma Delta certo, ha certo. anche tanti pregi. Va bene, grazie Grazie mille mille. Riccardo. Un Grazie ancora. Ci saluto. sentiamo. Un Ciao, saluto. grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti.
abbiamo sentito il violino di Vikram. Sedona, sei entrato? Ah, eccoci qua, ti sentiamo. Bene, perfetto. Avevamo problemi di inserimento, ma ce l'abbiamo fatta. Ecco, è con noi allora Vikram Sedona. Ciao Vikram, aspetta che ti metto la tua foto. Allora, come sempre parliamo di uno strumento musicale. Questa sera Vikram suona magnificamente il violino e quindi ci parla un attimino ci parla un attimino. Eccoci qua, adesso avevate il microfono spento, parlavo solo io, quindi rifacciamo. Buonasera Vikram, ciao. Ma mi sentite? Sì, Sì, ti sì, sentiamo. benissimo, Bene. benvenuto a Radio Nostra. Ciao. Grazie mille. Ecco, allora Vikram, appunto, dicevo, suona il violino, l'abbiamo sentito poco fa con il suo pezzo e parliamo del violino. Il violino, diciamo, è come il pianoforte, è lo strumento musicale ormai più famoso dell'orchestra, diciamo, no? Certo, esatto, hai detto benissimo Gianluigi. Guarda, per parlare del violino, io partirei proprio da zero. Sì. Cioè parlerei, sì, dal violino in sé, quindi è uno strumento musicale e come ogni strumento musicale fa parte di una famiglia. A quale famiglia appartiene il violino? Alla famiglia degli strumenti a corda e in particolare ad arco, perché per poter suonare il violino, per riuscire a fare un suono, è necessario uno sfregamento da parte dei crini dell'archetto. Quindi il violino senza l'archetto non avrebbe il suo suono caratteristico. Esatto. Dopo possiamo anche vedere perché ho detto il suo suono caratteristico, perché si può farlo suonare anche senza l'arco. Certo. Però diciamo che il violino nasce con l'arco. È uno strumento fatto interamente di legno, in legno d'abete, e come hai detto tu, sì, è lo strumento nobile per eccellenza all'interno dell'orchestra. Tanto che è stata scritta tantissima letteratura musicale per violino, che possa essere violino solista, violino solo senza accompagnamento, violino nelle vesti di strumento di musica da camera, strumento orchestrale. A proposito, fatevi la domanda, anzi io vi chiedo, siete mai stati a sentire un concerto? Gianluigi, per esempio, sei mai andato a sentire un concerto? Sì. Che casca in piedi. Sì, l'ho sentito. Ecco, insomma, ma anche chi non ci fosse andato, insomma, potrebbe avere un'idea, no? Che sente questo violino. Ma chiediamoci se è sempre stato così. Ma in effetti, in realtà che io mi chiedevo anch'io, ma una volta il violino era così, cioè il suono del violino era così. Esatto. Perché adesso Allora, ci sono, no, con le corde. A proposito, il violino ha delle corde, ne ha 4, sì. come tutti gli altri strumenti ad arco normali, perché dopo ci sono anche quelli a 6 corde, a 5 corde, vabbè. E dicevo, cioè, una volta la costruzione di tutto quanto era molto, oltre al fatto di essere artigianale, però io mi chiedevo sempre, ma e anche la capacità dei suonatori, com'era una volta il suono? Il suono era in parte simile e in parte notevolmente diverso da quello che possiamo sentire oggi. Ossia, il violino come lo conosciamo oggi nasce nel 1500 e questo lo sappiamo tramite documenti iconografici, no? Ci sono anche dei dipinti di Gaudenzio Ferrari in cui ritrae il violino
a 4 corde e nel suo stadio precedente a 3 corde, e siamo nel 1529. Però, ritornando al suono, ecco, questi violini qua erano montati, si dice così in gergo tecnico, con corde di budello, con delle tensioni, come posso spiegare queste, con una struttura dello strumento che gli conferiva un volume di suono rispetto ad adesso. Noi prendessimo al giorno d'oggi uno strumento del 1547, dico 1547 perché il primo costruito come vengono costruiti i violini oggi da Andrea Amati a Cremona è stato fatto nel 1547 ed è il primo esemplare appunto di violino come li conosciamo. Questo strumento qua, se lo facciamo suonare in una sala da concerto odierna, si sentirebbe piccola, ma quasi rispetto a uno strumento che udiamo al giorno d'oggi. Ascolta, tu con che violino suoni? Allora, devo dire di essere molto fortunato perché ho un bellissimo violino moderno, quindi del 1994, fatto a Treviso da un liutaio trevigiano che si chiama Franco Simeoni, e oltre a questo mi è stato affidato in comodato d'uso un violino che ha ormai quasi 300 anni, che è del 1727 ed è un Pietro Guarneri di Venezia. Ecco, e ovviamente lo tieni con tutte Come le una cure, reliquia. le cure necessarie. Esatto. È un nonnetto di Ma cui bisogna prendersi cura. E quando suoni quello, cosa succede? Cosa succede? Beh, ci sta. Innanzitutto tieni tra le mani un pezzo di storia, e veramente un pezzo di storia che, come dire, ne ha viste di tutti i colori, e quindi senti una responsabilità e, come dire, un peso non pesante, perdonatemi questo gioco di parole, che è unico, che succede appunto con questi strumenti d'epoca, e chiaramente ha una personalità tutta sua, ha un suono molto avvolgente, molto trasparente. È un bellissimo violino, ed è un piacere suonarlo. Quindi ogni violino ha un suono differente? Assolutamente sì. Ogni violino ha la sua personalità. È proprio come una persona ed è proprio come una corda vocale. Ognuno ha una personalità diversa. Ha una sua voce. E può dipendere da tantissimi fattori. Per esempio, lo stesso liutaio può fare 2 violini con esattamente la stessa concezione, con gli stessi materiali, pertanto suoneranno diversamente, proprio perché sono fatti a mano e perché forse non si sa ancora. Ascolta, ma infatti io ti volevo chiedere, più che per altri strumenti, per il violino ci sono questi strumenti antichi o insomma di 200-300 anni fa, alcuni sono preziosissimi, vengono battuti alle aste, vengono rubati, Qual è la differenza? Cioè il legno è sempre legno di abete oppure possono essere anche legni diversi che quindi danno luogo a suoni diversi? O è solo fra virgolette la costruzione, il tipo di corde che venivano montate? Ma penso che se si fosse saputa il motivo per il quale questi strumenti suonano così eccezionalmente bene,
con i mezzi che abbiamo oggi saremmo riusciti a replicarlo, non dico senza problemi, però saremmo riusciti a farlo. Nonostante ciò, utilizzando gli stessi materiali, venendo dallo stesso posto in cui magari sono stati presi i legni per gli Stradivari, appunto Antonio Stradivari, i suoi strumenti, o Andrea Amati, o Giuseppe Guarneri del Gesù. Nonostante ciò, tengo conto anche di come loro fabbricavano gli strumenti, non si riesce, c'è un qualcosa, probabilmente un liutaio saprebbe descriverlo molto meglio di me. Forse ci sono anche degli eventi climatici che hanno inciso tantissimo nel legno, in tutte le caratteristiche, nonostante faccia parte di quell'area geografica che magari abbiamo ancora a disposizione dei legni. Perciò in parte si può dire che è un gran mistero. Che bello, c'è un'alchimia proprio che aumenta il fascino, insomma, no, di questo strumento. Il fatto che non sia del tutto decifrabile, ecco. Bello. Assolutamente. Uno strumento così piccolino, perché no, possiamo considerarlo piccolo, che però esprime un suono che tutto il teatro, che avvolge tutto il teatro, no? Assolutamente, assolutamente. Forse un aggettivo per descrivere un violino, anche di grande qualità, è l'aggettivo assertivo. Perché chi non è andato in una sala da concerto, non ha mai sentito un violino dal vivo, potrebbe pensare, se lo sento in una registrazione, io lo riesco a sentire con un volume altissimo e chissà cosa sentirò in concerto in termini di volume. In realtà non è così voluminoso un violino, ma ha questo carattere, questa forza in quei 33 centimetri di legno. Sì. Ha una forza e una capacità espressiva che è stata scoperta, elaborata nel tempo da grandi interpreti e da grandi compositori, che attira moltissimo. Anche perché il peso del suono, perché il violino deve reggere una certa forza, no? Che hanno queste corde che suonano, che è una forza non da poco, no? Impressa nello strumento così piccolino. Certo. Il peso che le corde trasmettono sul ponticello. Il ponticello è veramente a una sezione, sarà largo più o meno 3 mm. Sì. È pochissimo. In ogni caso meno di mezzo centimetro, molto meno di mezzo centimetro, può essere anche fino a 40. 40? È una cosa. È saltata un caso attimo. del violino. 40? Pronto? Sì. Di quanto porta il peso, il ponticello? Il ponticello riesce a reggere un peso di 40 kg, fino a 40 kg. Ok. Ecco, io avevo anch'io una domanda relativamente alla cassa. A differenza della chitarra, che ha un grande buco sotto queste corde, il violino ha due specie di S laterali, no? Due fessure particolari per far uscire il suono, o sbaglio? Esatto, bravissimo. Quelle sono le F. Ah, F, non S. Quindi sembrano delle S, ma vedendole da vicino ci sono due piccoli fori, segmenti laterali. esatto, okay. Che ricordano appunto le F.
Quindi il suono uscendo da lì sarà modificato rispetto al suono che esce con una chitarra acustica che è, non so, tondo centrale, no? Cioè, penso alle onde, no? Sonore. Beh, allora, dato che sono due strumenti con un'emissione di suono completamente diversi, ecco, non saprei come suonerebbe un violino se al posto delle F avesse lo stesso buco della chitarra. Ah, ecco. Non mi sono mai scema posto mia. il dubbio, Ok. però non penso neanche che esista un violino Col con... buco, Però non si sa tondo. mai, magari esiste. Però effettivamente è una domanda interessantissima. Non le so rispondere. No, tranquillo, ma sono io che faccio domande perché sono completamente inesperto, avrai capito dalla domanda, ovviamente. No, invece mi domandavo, perché parlavamo prima, no, con Gianluigi di uno strumento più antico, tu hai fatto riferimento a strumenti che avevano anche poche corde, eccetera. A me vengono in mente anche altri tipi di strumenti simili, che non sono poi magari neanche violini e ci assomigliano leggermente. Però insomma è sicuramente curioso questo fatto del suono che si modifica nel tempo e che oggi noi possiamo apprezzare. Il violino che è tanto di moda, immagino, in tutti i concerti c'è, no? La sezione, no? Il primo violino, eccetera, che viene sempre, no? Giustamente promosso piuttosto che il secondo e via discorrendo. Però ecco, altri strumenti più particolari magari si deve andare a cercarli un po' col lanternino in situazioni magari più folcloristiche, più country, non so. Certo. Prima che nascesse il violino, i protoviolini erano le lire da braccio, le vielle rinascimentali o le ribecche, che comunque ci sono pochissime, se non uniche quasi, le occasioni in cui si possono sentire questi strumenti. Perché la domanda che mi porrei è: com'è che sono nati questi strumenti, ma soprattutto il momento che l'uomo ha inventato? E la risposta è lui stesso. Il primo strumento era la voce, quindi il primo modo di far musica era veramente sfruttando la voce, con una sola melodia e poi con più melodie assieme, quello che poi si chiama polifonia. Da ciò è nata l'esigenza di accompagnare la voce e da lì sono nati gli strumenti e tutti gli antenati degli strumenti che conosciamo oggi, tra cui appunto mettiamo le lire da braccio, vielle rinascimentali. E appunto questi strumenti servivano per accompagnare la voce, raddoppiare la voce. Raddoppiare è un termine che vuol dire che nella pratica il violinista, lo strumentista, leggeva partitura della voce ed eseguiva esattamente quelle note per rafforzare, per dare anche più volume, più sostegno alla voce. E assieme al violino, come dire, il violino identificava il registro del soprano. Quindi quando il violino doveva raddoppiare una voce, era chiaramente il soprano. E poi c'erano anche gli strumenti che sostenevano altre voci, come quella del contralto, e lì viene la viola. E in seguito anche quella del tenore, e lì c'era la viola da gamba. Sì, quindi tutta la famiglia poi degli altri, trasformata in violoncello. No. E quindi si Esatto, potrebbe esatto. dire che le corde del violino sono un'estensione delle corde, delle corde vocali, quindi delle corde umane? Praticamente sì, nel senso, il violino sicuramente è nato come un tentativo, il tentativo più vicino per replicare la voce umana.
Fra l'altro nella posizione in cui si suona adesso, che è proprio vicino alla bocca, no? Alla gola, anzi, addirittura. Sì. Cioè è curioso questo fatto che è proprio lì, da lì sembra uscire il suono, no? Sembra un strumento fatto per chi non può produrre con le sue corde vocali una voce, non so, naturale. Certo, questo aspetto qua invece è un po' ingannevole, perché al contrario di quello che si può pensare, il violino e gli strumenti di cui avevo fatto il nome prima non venivano impugnati, non venivano sulla posti spalla. all'altezza della clavicola, esatto, ma molto più in basso, all'altezza del torace, del petto, anche molto più in basso. Questo modificarsi della postura è avvenuto molto più tardi del Cinquecento, quando era necessario sviluppare una tecnica consona alle composizioni del tempo. Per esempio, faccio un esempio molto, molto immediato. La musica di Paganini, no? È conosciutissima per essere virtuosa, trascendentale. Ecco, con la postura mentale non si potevano fare questi virtuosismi. Quindi è stato necessario portare la mano in una posizione in cui potesse favorire. Certo. Scusatemi, è necessario portare lo strumento in una posizione in cui potesse favorire l'agilità della mano. In effetti lo vediamo sui vari concerti, sui vari musiche folk, adesso mi vengono in mente, che ne so, quelle balcanici, cose così, che hanno appunto anche il violino non sulla spalla, ma tra il corpo e... Ma infatti è come se lo strumento si sposta dalla pancia verso la testa. Esatto. Va bene. Esatto. Proprio per una facilità di impugnatura, perché non slitta, appunto, e faciliti dei movimenti più ampi. Va bene, Vikram, fuori onda, mi ha detto parlo poco, se no... Ascolta, L'abbiamo un po' sollecitato. Dove possiamo sentirti? Non so, hai qualcosa in giro per il mondo? Dove suonare prossimamente? Allora, il prossimo appuntamento purtroppo non è dalle nostre parti, non è nemmeno in Italia, ma volerò a New York e questo sarà il prossimo anno a gennaio. E per il momento non dico nulla riguardo di un probabile appuntamento molto importante a febbraio, ma a marzo è quasi tutto pronto per un concerto a Castelfranco Veneto con l'orchestra. Bene, allora là vedremo sicuramente, vi visto che aspetto. è vicino. Va bene. Vi aspetto. Andate, c'è ancora su Rai Play il tuo concerto a Milano o a Torino, dove era l'orchestra della Rai di Torino? Non so se sia ancora disponibile, però... Andate alla ricerca, aprite Rai Play, scrivete Vikram Sedona, se c'è ancora, viene fuori un bellissimo concerto che ha fatto alla Rai di Torino, no? Grazie Gianluigi. Va bene, grazie mille Vikram e ci sentiremo più avanti. Grazie, buona musica. È stato un piacere. Grazie, complimenti. Anche per noi. E vi auguro una bellissima serata. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Luci a San Siro, il signor G, bomba o non bomba, e Patti Smith, e le gite in campagna, Dylan
e i Pink Floyd, Enzino Iannazzi e John Coltrane. E qualcosa rimane tra le pagine chiare all'hotel Supramonte a guardare il mare che dà la vita a complicare il pane. Il dono del cervo, Johnny Mitchell, Dario Fo, i Weather Report. E adesso la trap. Nina Simone e Malcolm X, Andy Warhol, Kerouac e il presidente Sandro Pertini, Woody Allen, Garba Levi, Umberto Eco e Pasolini, Papa Giovanni e i doveri di Mazzini, e Che Guevara, Gorbaciov, Marco Pannella, il muro di Berlino, Aldo Moro, Berlinguer, il Fender Jazz, Give Peace and Sense, Pablo Neruda, Freud e la cultura che da sola cambia il mondo, per scoprire che alla fine era solo rock and roll. Siamo tutti figli e padri del nostro tempo, perché la musica da sola non è niente, è solo una lente, riflette il mondo di fuori, le idee, i colori, i miti del presente, perché è una musica che voli veramente, si nutre di ideali, se no rimane a terra a ruminare, una bestia senza ali. You may say I'm a dreamer, no woman, no cry, another song of freedom, che poi saranno le ultime, oramai. Bene, eccoci qua nuovamente tornati, siamo verso la fine. Rossella, abbiamo un messaggio da Gaza da parte di Sami Abu Omar, che era il direttore del centro per gli scambi culturali Restiamo Umani con Vic, e ci racconta un pochino di com'è la situazione nel nord di Gaza, dei conoscenti, dei parenti, degli amici, e poi qual è la situazione invece dove vive lui con la sua famiglia nel sud. Ok, allora E sono due messaggi audio. Io direi di far partire subito il primo e ce lo ascoltiamo. Qui ancora continuano i bombardamenti qui soprattutto in tutta la striscia di Gaza, soprattutto la situazione molto grave, soprattutto nella zona nord della striscia di Gaza. Ci arrivano delle notizie degli amici che stanno lì, praticamente una situazione molto difficile, continuano loro l'evacuazione, praticamente tutti i giorni ci sono i bombardamenti. Stanno portando la gente di tutta, lo concentrano nella zona di ovest, praticamente lo portano vicino al mare, soprattutto quelli che stanno a Jabalia, che la situazione a Jabalia è molto difficile, soprattutto sono quasi 45 giorni, non stava entrando da ottobre, niente, praticamente una cosa terribile, che situazione, la gente sta morendo di fame, soprattutto veramente quando dico di fame, che la gente muore perché non trovano niente da mangiare, non entra l'aiuto alimentare, niente. Israele continuano a fregarsi anche tutta praticamente la media internazionale, dicono che stanno aprendo le zone umanitarie, che stanno allungando la zona umanitaria, però
tutto senza entrare niente. Finora aiuti zero, sì, anche non solo a nord, anche al sud non stava entrando per niente, situazione sempre più grave e la gente soffre tantissimo, poi non si trova più niente, soprattutto la fascia più debole, soprattutto i bambini che non se lo trovano il latte, non se lo trovano i pannolini, è una cosa, siamo tornati alla primordialità praticamente, non è come mai perché la situazione è ancora molto difficile. Il secondo messaggio è arrivato. Situazione a Canyonis, stanotte è stato praticamente un bombardamento da un cofenet dove la gente stavano praticamente prendendo le internet, sono stati bombardata questa una tenda dove la gente prendeva il caffè e tutto quanto, ci sono stati 10 morti praticamente, altri tanti feriti, soprattutto era le 10 della sera, cioè quando hanno bombardato questo cofenet, un punto dove la gente sta prendendo la linea per comunicare con l'altro parente, con tutto quanto. E questa è la situazione, perché non lasciano mai nessuno che sta in pace, e ovunque se praticamente può essere un bersaglio, praticamente non c'è mai zona sicura, anche se dicono zone sicure, perché il cofre internet dove è stato attaccato è praticamente dentro la zona umanitaria che l'hanno dichiarato Israele dall'inizio della guerra. Però qui la situazione non sente mai sicuro, perché non sai quando esci da casa se puoi ritornare o no, non è di casa, non ci sono più le case dalla tenda, questa è la nostra situazione. Poi non sai praticamente soprattutto cosa mangi domani o oggi, perché non si trova niente da mangiare, mangia soltanto pane, però anche il pane per il prezzo della farina è stato aumentato 10 volte in più praticamente, ora un sacco di farina viene a costare 100 euro. È situazione perché per la mancanza di entrata dell'aiuto umanitario, poi anche il gasolio praticamente, dopo che hanno messo l'UNRWA praticamente che è fuori dalla situazione che non vogliono lavorare, come è stata dichiarata una organizzazione terroristica dalla parte della Knesset israeliano, e non fanno entrare il gasolio per loro, per questo ci sono ancora problemi, soprattutto anche per gli ospedali, per accendere i generatori e tutto quanto. La situazione ancora sta peggiorando da un giorno all'altro. Bene, questa è la situazione a Gaza, che non si riesce a cambiare, chissà nei Dopo prossimi... un anno e un mese di massacri. Esatto. E speriamo col prossimo anno, ma staremo a vedere. Io sì, non so. Vediamo. Vabbè. Esatto. Va Possiamo bene. solo sperare. Esatto, sì. Intanto speriamo che domani, 13 novembre, giornata mondiale della gentilezza, qualcosa magari Avete possiamo ascoltato chiedere, Il però. Giro del Mondo in 80 Speriamolo giorni, tutti. a cura di Radio Nostra, in studio. Mi permetto di dubitare, ma Come al solito, Rossella, no dai, non Va fare bene, così, dai. ci scusiamo con i nostri ascoltatori. grazie a tutti. Grazie a tutti, a martedì prossimo. A Anche martedì martedì prossimo. prossimo abbiamo delle chicche non da poco, anche da Gaza, una bella storia. E niente, a martedì prossimo iscrivetevi al canale YouTube, mi raccomando, siamo un po' fermi da un po' di Con le settimane con le iscrizioni. iscrizioni, quindi cliccate su iscrizione su YouTube, che ci serve anche per altre cose, insomma. Grazie mille. Ciao. Ciao a a tutti. tutti.
Thank